Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, verso le 16 lungo il rettilineo, nei pressi del centro abitato di Grions, in comune di Sedegliano. Per causa in corso di accertamento, una station wagon e un'altra auto in transito sul senso opposto si sono scontrate tra loro frontalmente. Il bilancio è di una vittima, un ragazzo di 21 anni, di origine rumena, dipendente di un'azienda in provincia di Pordenone. Un ferito, un alto connazionale che viaggiava con lui, estratto con le pinze oleodinamiche e intubato sul posto e successivamente è ritrasportato a Udine, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. E altre 3 persone ferite, un altro rumeno a bordo della station wagon e 2 donne all'interno dell'altra auto coinvolta. Sul luogo del sinistro hanno operato i vigili del fuoco giunti da Udine assieme ai colleghi dei distaccamenti di San Daniele del Friuli e Spilimbergo. Rilievi di legge da parte dei carabinieri della stazione di San Daniele. I finanzieri del comando di Trieste hanno sequestrato 21 unità immobiliari nel centro della città di proprietà di un uomo e sua moglie, imprenditori, che sono stati denunciati in concorso per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il sequestro è finalizzato alla confisca per equivalente fino a 1,4 milioni di euro ed è stato eseguito su decreto emesso dal GIP del Tribunale di Trieste, che ha accolto una richiesta in tal senso del sostituto procuratore Matteo Tripani. La misura è stata notificata dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria a casa dell'imprenditore edile e della moglie titolare di un boutique hotel in città. Tra gli immobili sequestrati c'è la stessa abitazione della coppia, un palazzetto da ristrutturare e un'elegante sede di un'attività commerciale. Secondo gli investigatori, 2, per sottrarsi al pagamento delle ingenti imposte evase e relative sanzioni, avevano peraltro omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, hanno
trasferito 1,3 milioni di euro dal conto corrente aziendale a quello di due società da poco costituite in Macedonia del Nord. Dopo pochi giorni le due società hanno trasferito quasi integralmente la somma sul conto della ditta Giuliana, facente capo alla donna, che l'ha reinvestita in una palazzina da ristrutturare e in parte nel pagamento preliminare di immobili. L'inchiesta fa parte di un più ampio monitoraggio degli investimenti patrimoniali nel Friuli Venezia Giulia effettuato dalla Guardia di Finanza nel periodo di emergenza sanitaria, quando sono maggiori i rischi di inquinamento ed infiltrazioni criminali. I casi di Covid-19 nel nostro Paese rimangono stazionari rispetto alla scorsa settimana, ma l'incidenza rimane elevata, intorno a 270 casi per 100.000, mentre cresce di poco l'RT che si fissa a 0,95. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti di terapia intensiva siamo intorno al 24%, quindi un po' al di sotto di quella che viene considerata essere la soglia critica. Anche a causa della diffusione delle nuove varianti, la cui prevalenza nel nostro Paese è di circa il 18%, è bene mantenere comportamenti prudenti e il divieto di mobilità da una regione all'altra. La regione Friuli Venezia Giulia rimane di colore giallo. Lo si ricava dalle notizie diffuse dalle autorità sanitarie che indicano le regioni in cui i colori cambiano e tra queste non figura la nostra regione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le relative ordinanze, valide a partire da domenica prossima. Per il Friuli Venezia Giulia si tratterà della terza settimana consecutiva di colore giallo. In regione l'indice RT è di 0,98. In Friuli Venezia Giulia, su 4.849 tamponi molecolari, sono stati rilevati 186 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,83%. Sono inoltre 1.789 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 104 casi. I decessi 11, a cui si aggiunge una morte pregressa afferente al mese di gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 64 e 440 quelli in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 2.671, i totalmente guariti 56.956, i clinicamente guariti 1.763, diminuiscono le persone in isolamento 9.681. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 71.575, a questi sono all'interno anche 853 da fuori regione. Con 12 milioni di euro Autovie Venete andrà a risolvere definitivamente i problemi acustici in diversi tratti autostradali della regione, attuando così gli interventi attesi da tempo da quanti vivono a ridosso delle principali arterie della regione. Lo ha detto l'assessore alle infrastrutture Graziano Pizzimenti nel corso dell'incontro che si è svolto oggi a Pordenone per presentare gli esiti dello studio acustico messo in atto da Autovie Venete lungo la rete autostradale di propria competenza. Alla presenza del direttore area operativa della concessionaria, Enrico Razzini, all'appuntamento hanno partecipato anche rappresentanti di 12 comuni interessati dal piano di contenimento e abbattimento del rumore, ossia Pordenone, Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Porcia, Sacile, Sesto Arreghena, Gonas e Pavia di Udine, Fogliano Re di Puglia e Villesse. È online il nuovo sito della Camera di Commercio di Pordenone Udine, www.pnud.camcom.it, pensato e progettato, creato, facendo sintesi delle esperienze dei due vecchi siti territoriali. Un'unica camera per due territori si vede ora anche sulla sua veste web, primo punto di contatto per cittadini e imprese che ormai hanno preso confidenza con l'accorporamento tra i due enti. Lo stesso ha comportato un grande lavoro di armonizzazione di attività e processi complessi a livello interno e progressivamente arrivato a regime. La realizzazione del sito è andata di pari passo, velocizzata anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria, che ha portato al centro l'esigenza di garantire servizi fruibili a distanza, ove fattibile. Anche su questa base il sito e i servizi online sono stati potenziati e lo saranno ulteriormente nei prossimi mesi. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio regionale del Friuli Venezia Giulia.
Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.